Allora, io questa settimana purtroppo sono stata assente perché avevo la febbre a 40 sino all'altro giorno. Ci aspettavamo una partita assolutamente difficile e molto combattuta, vista anche la posizione rispettiva delle due squadre in classifica. Loro sono state molto brave a non sprecare nessuna occasione, anche in un campo nuovo e difficile dato che c'è un'altra partita a fianco. Noi abbiamo fatto il massimo, avremmo potuto fare sicuramente un pochettino di più, comunque la condizione fisica c'era, loro sono state più concentrate e non hanno sprecato, merito a loro. Fatima, forse la svolta poteva avvenire nel terzo set, eravate avanti e poi è mancato qualcosa o è successo qualcosa? No, loro hanno iniziato a battere bene, forse ci siamo un pochettino innervosite, qualche insicurezza. Non siamo state troppo reattive nei cambio palla e loro invece brave a non mollare mai, ci hanno sempre creduto e a pallavolo si vince così, non bisogna mai mollare e bisogna sbagliare poco. Speriamo che questa sia l'ultima sconfitta del girone di ritorno e basta. Cosa vi aspetta adesso? Sicuramente ci aspetta un grosso lavoro in palestra, da rivedere le cose che non sono andate in questa partita e speriamo un girone di ritorno positivo, speriamo di mantenere la posizione e chi lo sa poi riconfermarci come l'anno scorso.